Eccoci qua cari amici, portiamo a casa ultime tracce di Fiera Auto d'Epoca Padova, 25 ottobre 2019, da questo Lamborghini appunto, che sosta in mezzo a tante auto d'epoca. Ci spostiamo qua in un angolino, insomma, marchiato Volkswagen. E niente, andiamo qua su un buggy. Insomma, illustrami un buggy qua. Ma è auto molto semplici, molto spartane, c'era un periodo andavano molto di moda, ora sono soltanto un ricordo. A me personalmente non sono mai piaciuti, però c'è un periodo facevano. Si ricorda sempre di un buggy, altri mitici che abbiamo dei vecchi tempi, certo. Di Bud Spencer e Terence Hill, solo che erano rossi. E poi ragazzi guardate qua questo, ripeto, di un buggy molto semplice. Sì, certo. Guardate qua questi dettagli. Eccolo qua, ecco qua, il dettaglio è un po' questo, tutta questa lavorazione già sì, molto particolare. Molto particolare, Sì. E poi andiamo su questo bellissimo, abbiamo detto, maggiolino. Questo maggiolino Bahia, particolare anche questo, mai visto, che però così in un certo periodo anche questo ha fatto moda, era abbastanza diffuso, diciamo, relativamente diffuso, ma c'era. Eccolo lì. Vengono chiamati maggiolini Bahia. Spettacolo anche questo, insomma, quei veicoli che mi piacerebbe vedere appunto ruzzolare nel fango, eccetera, insomma, sono adatti apposta per queste belle manifestazioni. Ripeto, perde un po' l'originalità. Sì, certamente, certamente. È simpatico. È simpatico per l'uso ne veniva fatto, a livello così sportivo, di competizione, anche così molto amichevole e giocosa, ecco. Prendiamolo per quello che è, anche se anche a me personalmente non mi fa impazzire. E poi abbiamo, mi sembra che questo qua è un maggiolone. Questo è un maggiolone, questo è un maggiolone, esatto, un bel cabriolet. Sì, questo, esatto. Bello anche questo, se neanche lì un altro vicino. Esatto, sempre cabriolet, maggiolone, anche questo con un colore molto shock, molto particolare. E poi abbiamo un altro maggiolino invece, questo è un maggiolino. E questo è un maggiolino molto carino, direi, ecco, questo molto particolare, verde. E niente, facciamo così un saluto a tutti gli appassionati di maggiolini che hanno seguito qua il canale del Marvi, noi abbiamo messo da parte quello che abbiamo. Lo dedichiamo a Max, che tra l'altro ne ha avuto uno e quindi ha avuto le sue belle avventure, ci avrebbe anche qualche aneddoto, storiella da raccontare. Ecco qua ragazzi, vi ho fatto vedere, vai lì giù in mezzo a questi maggiolini, insomma, maggiolone. Vi saluto amici, ci siamo appunto divertiti, sbizzarriti in questa giornata, siamo al tramonto, abbiamo camminato tantissimo, però abbiamo visto davvero anche tante. Però manca ancora qualche minuto alle 19. Ancora qualche minuto alle 19, queste luci anche perché artificiali ci permettono di fare ancora qualche video per voi. Ragazzi, ciao a tutti, laggiù ragazzi, quando chiacchiera non si ferma più, ciao a tutti.